La luce è fievole, lasciamo che le tenebre ci inghiottano e scopriamo loro una verità. Al contrario, l'occidentale crede nel progresso e vuole fare di Stato. È passato dalla candela al petrolio, dal petrolio al gas e dal gas all'elettricità, inseguendo una chiarità che snidasse sin l'ultima particella d'ombra. La nostra società occidentale contemporanea, nonostante il progresso materiale, intellettuale e politico, è sempre meno capace di condurre alla sanità mentale e tende a minare invece la sicurezza interiore, la felicità, la ragione, la capacità d'amore nell'individuo. Tende a trasformarlo in un automa che paga il suo insuccesso di uomo con una sempre più grave infermità mentale, con la disperazione che si cela sotto la frenetica corsa al lavoro e al cosiddetto piacere. Erich Fromm, citato da Aldous Huxley. Di qui a 120 giorni verrà ultimata la costruzione dell'integrale. Si approssima il grande storico momento in cui il primo integrale si libererà nello spazio dell'universo. 1000 anni fa i vostri eroici avi assoggettarono al potere dello Stato unico l'intero globo terrestre. Vi apprestate a un'impresa ancora più gloriosa. Grazie all'integrale di vetro, elettrico e ionivomo integrerete l'infinita equazione dell'universo. Vi apprestate ad assoggettare al benefico gioco della ragione esseri ignoti che dimorano su altri pianeti e forse ancora si trovano allo stato brado di libertà. Se costoro non comprenderanno che rechiamo loro la felicità matematicamente infallibile, nostro dovere è costringerli ad essere felici. Ma prima delle armi sperimenteremo la parola. Chiunque se ne senta in grado è tenuto a redigere trattati, poemi, arie, manifesti, odi o altre opere sulla bellezza e la maestosità dello Stato unico. Questo sarà il primo carico portato dall'integrale. Evviva lo Stato unico, evviva le unità, evviva il benefattore. Noi, Eugeni Ivanovic Zamikyan, 1924. Quindi inviterei, secondo relatore Massimo John, che è responsabile del centro regionale di Marcatori, fondato nell'87 da Giuliano Buscarini, a cui è dedicato il congresso di oggi. Inizialmente era radioterapista, medico nucleare, non è ancora, e ha svolto per molti anni, 12, questa attività. Poi è diventato direttore del laboratorio di Mestre e si è occupato per la vita di questo centro. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito di cui sono particolarmente onorato sia per l'aula in cui parliamo sia soprattutto per il fatto che è in commemorazione di una persona che per me è stata molto importante che è il professor Giuliano Buscarini. Quando parliamo di tecnica invisibile mi sono chiesto se concentrarmi sul concetto di tecnica o sul concetto di invisibile, nel senso che la parola tecnica poteva portare una relazione analoga a quella che è stata Enrico descrivendo un po' come fare laboratorio, ma mi sembra più provocatorio concentrarmi sulla parola invisibile, che secondo il dizionario vuol dire non visibile, che non può essere veduto, ma che può essere declinato in più termini. Ad esempio può essere puro spirito o comunque incorporeo, ma questa è una delle possibilità. L'altra è ben nascosto o mascherato, che non appare all'occhio o sfugge. E la terza è non visibile per la distanza e piccolezza o per l'intrinseca natura. Direi che il primo puro spirito non ci siamo, mentre forse non ci siamo neanche per la piccolezza e l'intrinseca natura che non si riesce a recepire con la vista. Siamo invece nel campo del ben nascosto o mascherata che non appare esternamente o sfugge all'occhio. Io ho immaginato che questo fosse il settore in cui esaminare questa problematica e mi sono posto due domande. Lo è davvero invisibile da questo punto di vista? E se lo è, lo deve realmente essere? Allora, per vedere se lo è davvero, mi sono posto la domanda di cercare di capire cos'è il laboratorio in senso moderno della parola. Il laboratorio ha dei ruoli importanti
ad esempio, svolge un ruolo chiave in un numero sterminato di patologie, direi in tutte le patologie possibili, dalle cardiovascolari alle oncologiche, alle infettive, alle ematologiche, alle mostre di coagulazione, alle patologie degenerative, endocrine, del metabolismo, autoimmuni, genetiche, chi ne ha? Cioè, sostanzialmente in tutta la patologia, cioè non ha un'indicazione mirata, il laboratorio è trasversale a tutta la patologia. E come diceva giustamente prima Gabriele, circa il 70% delle decisioni sempre siano prese anche in modo importante sulla base del laboratorio. Ha dei costi importanti, ma anche questa è una domanda a cui vale la pena di rispondere con molta tranquillità. Il laboratorio costa poco. Complessivamente il costo degli esami di laboratorio è meno del 2% dell'intera spesa sanitaria. Per fare un confronto, il costo dei diagnostici in Italia è stato di circa 1,6 miliardi di euro per anno a fronte di un costo di 24 miliardi per i farmaci. Quindi il laboratorio è un importante centro di trasversale appoggio a tutti i processi di diagnosi terapeutici e costa molto poco. È complesso, sicuramente è una delle realtà probabilmente più complesse per varie ragioni. In primo luogo per la numerosità, la quantità complessiva di esami, che fa sì che l'attenzione che si presta al singolo referto sia necessariamente diversa da quella che può prestare un radiologo, che ha un rapporto di 1 a 25-30 come esame radiologico, esame di laboratorio, e certamente di più di quella che può prestare il patologo, che ha un rapporto di 1 a 80, cioè un esame di laboratorio 80 esami radiologici, un esame di radiologia 30 esami di laboratorio. Questi sono dati relativi al nostro uso, ma sono probabilmente dati assimilabili a molti altri usi. Questo non vuol dire che noi siamo più bravi da che facciamo di più, vuol dire che abbiamo la complessità da gestire un numero elevato di cose alle quali non si può prestare a parità con un modo di risorse la stessa attenzione che si presta al singolo esame. E questo fa sì che la complessità si trasferisca in un altro aspetto, che ci sono diversi settori diagnostici che necessitano di competenze, conoscenze e tecnologie diverse e che sono rappresentati da una lista che non mi leggo ma che tutti loro conoscono bene, ma soprattutto che c'è un rapporto molto sbilanciato tra le diagnostiche di primo livello, che possono avere grossi livelli di automazione nella gestione delle referti, e le diagnostiche di secondo livello, che richiedono invece un approccio analogo a quello del radiologo e a quello che troverà l'anatomo. In sostanza questa diapositiva mostra come il 77% dell'attività del laboratorio sia centrata su diagnostiche di chimica clinica o ematologia, se si inseriscono anche altri esami di tipo generale, come di volumetria, le urine, i liquidi e la farmacologia, si arriva a un 98%. Ma esiste una quota che è percentualmente molto bassa di esami, che non sono solo quelli citati, citofonia, autoimmunità, biogemometria, citogenetica, ma sono anche parti delle singole diagnostiche, diciamo, di prima linea, di primo livello, che richiedono un approccio umano e di competenza molto elevato. Questa necessità di bilanciare le risorse umane all'interno di una linea di produzione molto elevata e di una linea di rifinitura diagnostica molto spinta in termini di conoscenza è un livello di complessità che esiste davvero. Quindi la medicina di laboratorio è un settore della medicina cruciale per le decisioni cliniche, con costi contenuti, che presenta alti livelli di complessità. Pertanto, dire se la medicina di laboratorio è invisibile, la risposta è certamente no. Può essere che sia poco visibile ma non invisibile. A questo punto la domanda successiva, se lo deve essere, ci porta a esaminare delle caratteristiche particolari, delle criticità che il medico di laboratorio si trova a gestire, che sono esattamente tre categorie. Primo, un impatto clinico non diretto. Secondo, un impegno organizzativo a volte dissociato dal piano teorico degli aspetti clinici. E terzo, la grande sfida dell'innovazione, che nel laboratorio è particolarmente veloce. Impegno clinico non diretto, cosa vuol dire? Sostanzialmente vuol dire che il contatto con il paziente è inesistente o molto ridotto. Primo, qual è il bisogno esplicito per il quale il malato si rivolge al medico? Beh, il medico spesso in laboratorio non lo sa, perché a parte alcune diagnostiche specialistiche in cui, come nella microbiologia, c'è un rapporto diretto tra il medico, il laboratorio e il paziente, in molte altre ambiti del laboratorio il medico riceve una richiesta sulla quale molto spesso non è scritto nulla che possa dare informazioni su quello che sta facendo. Quindi il rapporto tra il medico e il paziente sostanzialmente non c'è. Secondo, c'è un'informazione di ritorno sugli esiti del singolo paziente assente, cioè io non so quasi mai a cosa è servito il mio esame, come ha contribuito alla diagnosi, alla cura di un dato paziente. Diciamo che questo aspetto è molto frustrante per chi lavora in un ambito che sa essere importante, ma questo feedback non c'è.
a meno che uno non lo cerchi, ma non è nell'iter automatico come può essere in altri casi. Terzo, c'è la consapevolezza di un livello elevato di inappropriatezza, e qui siamo in quella situazione incerta che in realtà il nostro impatto sulla prescrizione è sostanzialmente nulo. Appropriatezza ne parlava prima Enrico Cagliari. Noi abbiamo lavorato sull'appropriatezza dei marcatori tumorali. Giusto per darvi un flash, a fronte di 2.400.000 tumori, casi di tumore prevalenti in Italia, avete idea di quanti marcatori si fanno? Se ne fanno 13 milioni. Il che vuol dire che si fanno circa 10 milioni di richieste di marcatori in persone che non hanno un'epilepsia. Il che vuol dire che ci sono circa 500.000, 1 milione di persone in Italia che ogni anno classifichiamo come malati. Perché? Perché i valori normali li calcoliamo come una distribuzione dei valori della popolazione normale. Quindi quando dici che è normale che ha un valore entro il 95% della popolazione normale, classifichi automaticamente il 5% fuori. Ma se tu fai a caso i marcatori a tutta la popolazione normale, in questo caso ti trovi con molti falsi positivi. 500.000 persone in Italia. Cosa possiamo fare noi come laboratorio? Costruire indicatori, monitorare, ma non abbiamo impatto sulla prescrizione. Questo è un altro motivo di pesante frustrazione, intesa in senso personale, ma anche in senso di professionalità di una certa categoria di lavoro. Poi la seconda criticità è l'impegno organizzativo, a volte dissociato. È decisamente dissociato dall'aspetto teorico e aspetti clinici. Ad esempio, noi diciamo che abbiamo la responsabilità globale su tutte le fasi che portano all'utilizzo clinico di una catena, e cioè sulla preanalitica, la preanalitica, l'analitica, cioè in pratica la catena che parte da quando pensi di fare l'esame, da quando interpreti le carte. Ma non è così, perché in realtà la responsabilità gestionale reale di un dipartimento di patologia clinica si ferma alla fase analitica e post-analitica, e quindi tutta la fase che riguarda le parti più importanti, la motivazione dell'esame, la preparazione dell'esame, l'interpretazione dei referti, è fuori dal nostro controllo, ma nei documenti di qualità diciamo che la responsabilità è funzionale. Questa è un'altra cosa che andrebbe emendata, e dovrebbe esserci la possibilità di intervenire in questo tipo di gestione. E poi il terzo punto è la coesistenza di modelli organizzativi diversi e spesso divergenti in competizione. Prendete ad esempio i grandi laboratori e gli esami fatti al letto del paziente. Non possono essere competitivi, devono essere gestiti assieme al laboratorio, altrimenti diventano due direttive parallele che fanno cose diverse e non confrontabili. Questo è un aspetto molto critico in molti grossi ospedali. Ma poi anche la pressione verso obiettivi divergenti. Ad esempio, si parla molto di hub and spoke, ma si parla anche di ridurre il tempo di risposta. Allora, se tu centralizzi gli esami, questo è un problema in Emilia Romagna che è emerso, centralizzi gli esami in 3 aree e poi pretendi di avere la risposta in 2 ore. Non è possibile. Quindi ci sono delle conflittualità organizzative che sono un vero problema dettato dallo sviluppo tecnologico. O anche la necessità di contenere i costi, ma nel contempo devi darmi le tecnologie più avanzate. O vuoi che risparmi, o vuoi che faccia le tecnologie avanzate. Qui entriamo nell'ultimo punto importante, che è quello della sfida dell'innovazione. La sfida dell'innovazione è particolare per il laboratorio, perché vedete, noi, differentemente dal farmaco, non abbiamo filtri. Farmaco nuovo, fase 1, fase 2, fase 3, non è che lo puoi domani mattina dare appena uno dice che funziona. Nel laboratorio non è così, basta che ci sia un marchio CE e puoi metterti nel sottoscala per tutti i dosaggi che vuoi. Questo vuol dire che il filtro non c'è e puoi fare i dosaggi che vuoi quando vuoi, il che vuol dire che la tecnologia è costantemente in avanzamento, ma non hai quasi mai in contemporanea la comprovata utilità di quello che fai. E quindi esiste il concetto crescente di medicina personalizzata e di medicina di precisione che sicuramente contribuisce a questo tipo di possibile rischio di inappropriatezza. Perché in realtà il concetto è buono, ma esiste un elevatissimo rischio di sovratrattamento, di sovradiagnosi e di danni psicologici al paziente. C'è anche una concorrenza veramente molto elevata di iniziative non profit, è difficile farsi una risonanza per internet, mentre è facile mandare un campione in qualche parte del mondo a avere una risposta. E questo è molto serio come problema, perché ci sono aziende pubbliche, ma anche pubbliche private, ma anche pubbliche private, che forniscono dei listini impressionanti di possibili test per classificare il tuo stato di salute. Vi porto un esempio di un'azienda italiana che lavora in Italia, che ha questa sua mission: offrire in maniera realmente efficace sul paziente l'esperienza dei nostri patologi genetisti, lo stato dell'arte della diagnostica preventiva personalizzata, utilizzare al meglio le biotecnologie dell'informatica e essere una rete internazionale, eccetera, eccetera. Cioè ci sono delle mission che sono in internet, delle prendi, ma di un campione paghi 3.000 euro all'esame. È evidentemente un rischio molto elevato perché
perché questo mercato parallelo agli occhi del cittadino viene visto come il vero laboratorio del futuro e il laboratorio tradizionale comincia ad essere visto dal cittadino come qualcosa che rischia, perché è allineato con i criteri di appropriatezza dettati dal sistema sanitario nazionale, di essere percepito dal cittadino come il laboratorio di base dove si eseguono i vecchi esami di routine. Quindi c'è il rischio che nel percepito sia da una parte i laboratori quelli bravi che fa in internet e dall'altro quelli poveretti che fanno le comodo che di più non ti fare. E in realtà questo è molto grave perché non controlli più la propria testa. E infine c'è anche il problema dei mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione, compresi i social network, spingono verso un uso eccessivo e inappropriato degli esami di laboratorio, con il principio condiviso da tutti che fare di più è fare meglio. E questo è un tarlo che non riusciamo a cavarci sulla testa in più. È anche vero che non ci viene dato il permesso di accedere ai media per controbattere, perché i media accolgono più favorevolmente giustamente un collega clinico, è più interessante per il paziente, vuole sentire come si cura, come si fa la diagnosi, non gli importa nulla di sapere se è appropriato fare un esame, tanto che loro fai al massimo non lo usi. Quindi anche questo è un grosso tipo di rischio in questo scenario di crescente complessità. Quindi alla domanda se la medicina di laboratorio deve essere invisibile, cioè lavorare al servizio del resto, la risposta è no. La medicina di laboratorio deve essere visibile, non invisibile, e deve essere visibile perché la tecnologia non è la valenza prevalente nemmeno nella medicina di laboratorio, ma ha lo stesso peso che può avere in altri settori, è di servizio alla cultura, alla conoscenza e alla diagnostica. E l'accezione di tecnica invisibile, se la prendiamo in questo modo, rischia di spostare la percezione della medicina di laboratorio da branca medica a servizio, a commodity, a prodotto, svuotandola dei significati clinici e dei ruoli che effettivamente deve avere. E quindi cosa possiamo fare? Noi vorremmo realmente che la medicina di laboratorio avesse una posizione palese, come si diceva prima, non nascosta, e paritetica con le altre branche. Per fare cosa? Partecipare ai percorsi diagnostici terapeutici e specifici, perché in certe condizioni viene chiamato il patologo, viene chiamato il radiologo, ma non viene chiamato il medico di laboratorio. Questo che mai? Perché non si può gestire un'innovazione sempre più complessa in termini di conoscenza specifica come il contenuto di questa disciplina. Questo è un altro punto chiaro, altrimenti perdiamo il controllo della proprietezza. E infine dobbiamo salvaguardare i pazienti, i medici dal rischio di questo bombardamento di esami totalmente rischiosi in termini di utilità non dimostrata e di danni controllati. Ed infine direi che dovremmo garantire nel disegno dei modelli organizzativi delle aziende e delle regioni la presenza di una cultura che si ponga a considerare seriamente davvero la centralità della persona. È inutile parlare di hub and spoke, di POCD, di governi centrali degli esami in grossi mega laboratori, se non vai a pensare cosa ne guadagni come paziente nel momento in cui fai un modello organizzativo diverso. In questa ottica io credo che potremmo finire dicendo che forse è arrivato il momento di pensare alla rivincita dell'uomo invisibile. Grazie.